Serie B-Win, tutti i colori della passione. È l'anticipo della 10ª giornata di Serie B-Win allo stadio Ossola di Masnago. Va in scena tra Varese e Padova la rivincita della semifinale playoff dello scorso anno, quando i veneti passarono il turno grazie alle magie di El Shaarawy. Oggi il faraone non c'è più, ma la squadra di Dal Canto è se possibile ancora più forte e arriva Varese da seconda in classifica con un nuovo fenomeno, quell'Agnello Cutolo che settimana scorsa ha incantato contro il Brescia e che oggi parte titolare con Cacia e Lazarevic. Nel Varese invece manca Neto Pereira, sostituito in attacco da Martinetti e Cellini, ma dopo l'avvento in panca di Marani i prealpini si sono rilanciati. Arbitra Baracani di Firenze. All'11° c'è subito il Padova, percussione dalla destra di Donati, cross in mezzo dove svetta Cacia, devia però Bressan con una gran parata. Al 32° Lazarevic dalla sinistra, serve il taglio di Cuffa che appoggia con una sponda molto intelligente per Cutolo. Questa volta però la mira non è implacabile come nel posticipo di domenica contro il Brescia. Al 35° poi è ancora il Padova in avanti su un cross ribattuto. Bovo di testa alza un campanile sul quale Cuffa controlla il pallone in palleggio, fa partire un tiro al volo deviato da una prodezza di Bressan. È sempre Padova nel primo tempo, direttamente da una rimessa laterale ci prova anche Cutolo con un tentativo di Eurogol, insidioso sinistro al volo però ancora una volta bloccato da un impeccabile Bressan. Al 41° poi si fa vedere anche il Varese, Cellini ruba palla a Schiavi, c'è in mezzo liberissimo Martinetti, Cellini non lo serve e paga il suo errore calciando a lato. Pessima scelta, assolutamente egoista dell'ex Albino Leffe. Finisce comunque un primo tempo con più Padova che Varese. Al primo minuto sono ancora i veneti a farsi vedere con una buona verticalizzazione di Italiano. Cacia prova a tirare al volo, l'esecuzione però è difficile, la palla finisce alta e allora al terzo minuto della ripresa, punizione per il Varese. Zecchin chiama uno schema per la sponda sul secondo palo di Trost, la palla arriva a Calciatore che con un'esecuzione inspiegabile riesce a battere Perin. Settima rete stagionale di squadra e settimo marcatore differente per il Varese. Possiamo rivedere con il replay l'acrobazia stilisticamente insensata ma efficacissima dell'ex Sampdoria Triestina. Si coordina come per colpire col sinistro, invece poi gira con l'esterno destro, la palla finisce in rete ed è il gol dell'1-0 il Varese. Poi il 54°, punizione a sinistra di Zecchin, ancora si inserisce di testa Cacciatore che colpisce un palo clamoroso a Perin pietrificato. Cacciatore prima d'oggi ha segnato solo 4 gol in 6 anni, oggi vicino alla doppietta. Poi il 59°, corner da destra, ancora una volta Cacciatore che sembra trovare il raddoppio, salva sulla linea Perin con una magia assoluta da predestinato per un portiere 18enne come lui. Al 73° poi Perin ferma pure Cellini che qua viene lanciato da un retropassaggio di testa sciagurato dalla difesa del Padova. I veneti sono spariti dal campo. All'83° poi Perin non può far altro che mettere giù Cellini in area che l'aveva anticipato, è rigore per il Varese. Lo stesso Cellini dal dischetto spiazza il portiere del Padova, primo rigore stagionale per il Varese e primo gol dal dischetto proprio per la squadra prealpina. All'84° è 2-0. Qua possiamo vedere il replay del penalty segnato da Cellini che con questa sua seconda rete stagionale diventa il capocannoniere del Varese. Passa un minuto, il Padova non fa neanche in tempo a riprendersi dal 2-0 e Kurtic trova un Eurogol dai 25 metri. Siluro imprendibile dello sloveno ex Palermo che trova il suo primo gol in Serie B-Win ed infligge una punizione fin troppo pesante al Padova di Dal Canto che aveva comunque giocato meglio del Varese nei primi 45 minuti. Poi al 90° il Varese approfitta della bambola totale della squadra ospite, potrebbe trovare addirittura il 4-0 Cellini, si fa stregare ancora una volta però da Perin. Finisce comunque 3-0 per il Varese ed è una punizione pesantissima per un Padova che aveva comandato il primo tempo, ma con Maran questo Varese ricorda quello dello scorso anno che proprio qui, proprio col Padova, vide infrangere il sogno della Serie A. La vendetta quest'oggi è servita.